L'Avezzano torna a vincere anche al Dei Marsi e lo fa battendo nello scontro diretto la Nuorese con un 2-0 confezionato tutto nella ripresa. Tortora cambia 3/11 della formazione che ha vinto a Muravera. Al centro della difesa torna Tabacco in coppia con Menna. A centrocampo spazio all'Opinto. I tre davanti sono Pollino, Padovani e Bittaie. Mariotti, che deve rinunciare allo squalificato Peana, sposta Di Nardo a destra e inserisce terzino basso a sinistra Carta, confermato dal primo minuto a Auriemma a centrocampo. In avanti il peso dell'attacco è sulle spalle di Curcio. Primo tempo avaro di occasioni, con l'Avezzano che prova ad imporre il proprio gioco senza tuttavia riuscire a impensierire Frasca. L'occasione più ghiotta al 27esimo, quando Pollino trova un varco e se ne va sulla destra per poi crossare in mezzo per Padovani, che in tuffo spedisce al lato. Al 34esimo Bittaie trova la conclusione dal limite, costringendo Frasca a rifugiarsi in corner. La Nuorese si difende ma non riesce a produrre una reazione efficace, tanto che Lewandowski è di fatto inoperoso. Il primo tempo si chiude al 41esimo con Padovani che scarica indietro per l'Opinto, conclusione centrale, facile preda del portiere sardo. Tutto accade nella ripresa. La partita, fortemente bloccata, ha bisogno di un episodio per incanalarsi dalla parte dei biancoverdi di casa. Il lampo è quello di Leto, che al 28esimo viene messo giù in area da Scognamiglio, ammonito nell'occasione. Dagli 11 metri lo stesso Leto è implacabile e spiazza Frasca per l'1-0 avezzanese. Dopo il vantaggio i ragazzi di Tortora ci credono e spingono sull'acceleratore, riuscendo a concretizzare il raddoppio al 32esimo con il neoentrato Marolda, che riceve palla da Capitan Sassarini sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto supera Frasca per la seconda volta. Al 36esimo Tortora viene allontanato dal direttore di gara Marco Emanuele dalla panchina, contestualmente ad un fallo subito da Padovani, non sanzionato proprio davanti alla panchina biancoverde. La reazione della Nuorese è inconsistente, la squadra sarda si vede solo nel finale con un colpo di testa di Falasca sugli sviluppi di un calcio piazzato parato da Lewandowski. Riesce così alla squadra del presidente Paris l'aggancio in classifica proprio alla Nuorese a quota 38 punti, che valgono il 7° posto nel girone G. Un presidente Paris che a fine gara parla anche del rapporto con Sterpetti, della situazione debitoria e del futuro del club biancoverde.